siamo giunti in conclusione con questo ultimo brano che va così a coronare un po' tutto quello che è stato fatto come tematica, ovviamente, trattando appunto le stagioni, le sensazioni e anche appunto i luoghi come appunto Basel di Prato, come Passons, posto appunto da cui veniamo, con questo ultimo brano molto particolare. Qui siamo particolarmente legati perché fa parte un po' della nostra storia, una storia di questa pillotta nasce grazie a Silvio Cuttini, peraltro imparentato del nostro presidente, classe 1914, che durante il suo trasferimento a Torino continuava comunque a nutrire un forte attaccamento, decise così di omaggiare un po' la propria terra con questo testo molto importante, che poi si è trasformato in musica grazie al maestro Andrea Toffolini. Ma è curiosa la storia, perché in realtà il brano poi non ha attecchito così tanto, ma è stato promosso dal gruppo folcloristico di Passons, diventando un brano così abbastanza conosciuto. Nel 2016 mi sono permesso così di fare una nuova armonizzazione per rendere il tutto un po' più accessibile e per avere un brano così che potesse in qualche modo rispecchiarci, se non altro per motivi, diciamo così, testuali. Ed ecco che abbiamo avuto un po' così questo incastro fra un brano che rispetta la tradizione, un brano ovviamente popolare, un brano ovviamente in friulano, ma in questo caso con un piccolo effetto polifonico. Salve Buon Passons, parole di Silvio Cuttini e armonizzazione di Mario Sbartocini. Buon ascolto. Salve Buon Passons, Buon Passons, Buon Passons,